e ci troviamo oggi ad avere appunto una carenza di personale qualificato ormai in tutti i settori e soprattutto una difficoltà a reperire personale, e questo è indubbio, va anche messo un po' in causa al reddito di cittadinanza, che soprattutto in certi territori dà spesso un alibi troppo goloso per poter portare a casa qualcosa senza faticare realmente. Per questo motivo la nostra provocazione, ma neanche troppo, è quella di rigirare l'importo del reddito di cittadinanza nelle aziende perché lo investano in quei lavoratori che assumono a stage per permetterli poi in un percorso di formazione. In questa maniera noi cerchiamo di risolvere due problemi, perché c'è un altro problema che è denunciato e che è reale e spesso ci si nasconde dietro un dito per cercare di non vederlo, ovvero quello che molte aziende sfruttano gli stagisti in maniera appunto a volte anche disumana, per dargli poi sì e no 400 euro al mese, e molte aziende non investono poi però nella formazione necessaria a farli raggiungere poi un traguardo dopo 6 mesi che gli permetta di avere un lavoro reale. Quindi noi cerchiamo di mettere assieme questi due problemi con un'unica soluzione: il gap dai 450 euro dello stage ai 1300 euro di uno stipendio onesto che metta voglia al giovane poi di lavorare, lo destinerà lo Stato dirottando i fondi, 900 euro massimo, che oggi destina al reddito di cittadinanza.